in autostrada a Gradisca di Sonzo. Enrico Teodoro, motociclista 66enne di Mestre, perde la vita. Dinamica al vaglio della Postrada. Paura questa mattina a bordo di un autobus ACTV per una rissa scoppiata tra due stranieri con tanto di cacciavite. Un turista è rimasto ferito, fermato un 35enne. Responsabile di furti in provincia di Venezia, danni di negozi ed esercizi commerciali tra Mestre e Marghera. Un cittadino tunisino irregolare in Italia è stato colpito da provvedimento di espulsione. Conto alla rovescia per la manifestazione indetta dai sindacati che si svolgerà sabato a Roma per chiedere più sicurezza nei luoghi di lavoro e si attendono migliaia di partecipanti. L'ex numero 1 di Confindustria Venezia Rovigo, Vincenzo Marinese, è stato nominato vicepresidente nazionale di Confindustria, affiancherà Emanuele Orsini. Siamo entrati nel carcere femminile della Giudecca per vedere in anteprima il padiglione della Santa Sede presente alla Biennale d'Arte. Lo vedrà anche il Papa nel corso della sua visita veneziana. Al via Carlo, il G20 spiagge che riunisce le più importanti località di mare italiane. Ambiente, lavoro e richiesta di maggiori risorse allo Stato sono i temi all'ordine del giorno. Buonasera, bentrovate e bentrovati. Edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Cominciamo con le notizie, la cronaca in primo piano, lo avete sentito dai nostri titoli. Un tragico incidente, un incidente mortale poco prima della mezzanotte di mercoledì 17 aprile, deceduto un motociclista di Mestre. Nella notte incidente mortale per un motociclista sull'autostrada A34 in direzione Villesse, come si vede dalle immagini realizzate da ilgoriziano.it. Stando a quanto comunicato dalla Sores, l'incidente è avvenuto alle 23:33 di mercoledì 17 aprile per cause che sono ancora in corso di accertamento. Un motociclista veneto, per l'esattezza di Mestre, classe 1957, Enrico Teodoro, stava percorrendo la A34 tra Gorizia e Gradisca di Sonzo, direzione Villesse, e secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato travolto da un tir guidato da un uomo di 60 anni proprio poco dopo l'imbocco dell'autostrada a Gradisca. Trascinato poi per alcuni metri, è finito vicino a un altro tir che era fermo in una piazzola per la sosta notturna. Sul posto sono intervenuti subito i sanitari della Sores, i vigili del fuoco e 2 pattuglie della polizia stradale. Ma per il motociclista non c'era nulla da fare. La corsia è stata chiusa per i rilievi del caso e per questo ci sono stati anche dei rallentamenti al casello verso la 4. Intanto proseguono le indagini per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente costato la vita al motociclista di Mestre. Sospetta intossicazione da farmaci, questo l'esito dell'autopsia svolta nel pomeriggio di oggi sul corpo di Nicolas Ridolfo, il 29enne deceduto all'ospedale di Portogruaro nella notte tra domenica e lunedì. L'esame autoptico è stato eseguito dal medico legale Antonello Cirnelli. Nei prossimi 60 giorni verranno eseguite ulteriori indagini tossicologiche sui tessuti prelevati. Resta da capire come e quando il ragazzo si sia procurato i farmaci. Le indagini a cura dei carabinieri di Portogruaro. Paura questa mattina a bordo di un autobus ACTV per una rissa che è scoppiata ed è uscito anche un cacciavite. Rissa con cacciaviti a Piazzale Roma, sull'autobus numero 6. Chi era a bordo dell'autobus diretto a Venezia poco prima delle 11 non poteva credere ai suoi occhi. Dopo un primo scontro tra 2 passeggeri stranieri, un tunisino e un bengalese, sembrava che gli animi si fossero tranquillizzati, ma nonostante alcuni passeggeri avessero cercato di dividere i due, poco dopo hanno ripreso a litigare all'altezza di Fincantieri. Sembra che il tunisino, in preda all'ira, abbia anche colpito casualmente col cacciavite un francese che cercava di fermarlo, procurandogli una ferita alla gamba non profonda che non ha richiesto l'intervento degli operatori sanitari. A quel punto l'autista però ha pensato di fermarsi e chiamare la polizia. In via Righi tutti fermi, mi sono fatto scendere tutti, bloccato l'auto, sono arrivata la polizia, manetà al tipo. Che è stato portato in questura a Venezia dagli agenti, mentre dopo circa una ventina di minuti, quando ormai l'altro coinvolto nella rissa si era allontanato, l'autobus è ripartito alla volta di Piazzale Roma, con a bordo i passeggeri sconvolti per quanto accaduto. La polizia ha accompagnato nel centro rimpatrio di Gradisca di Sonzo un cittadino tunisino irregolare in Italia colpito da un provvedimento di espulsione. È responsabile di numerosi furti in provincia di Venezia.
Già a febbraio il questore aveva emesso nei suoi confronti il foglio di via obbligatorio per la durata di 3 anni, evidenziandone le numerose segnalazioni a carico per furti, rapine, false attestazioni a pubblico ufficiale e in materia di stupefacenti, spiegano dalla Questura. Inoltre era stato segnalato per alcuni episodi di molestie ai danni di clienti di un negozio di un centro commerciale di Marghera. E noi cambiamo argomento, ma ci discostiamo di poco e conto alla rovescia per la manifestazione indetta dai sindacati che si terrà a Roma. Nel 2023 abbiamo avuto quasi 70.000 infortuni in tutto il Veneto, 70.000 infortuni sul lavoro o anche in itinere. Significa, facendo un calcolo molto alla spanna e calcolandolo su tutte le giornate dell'anno, che ogni 7 minuti e mezzo un lavoratore o una lavoratrice hanno avuto un infortunio sul lavoro. Numeri preoccupanti per cui i sindacati chiedono un'inversione di tendenza e lo faranno a gran voce sabato 20 aprile manifestando a Roma. Salute, sicurezza nei luoghi di lavoro, salario e fisco. 4 tematiche legate tra loro, evidenzia il sindacato. E laddove c'è sicurezza sul lavoro, laddove c'è un lavoro stabile, laddove c'è una sanità che riesce con il suo personale a rispondere alle esigenze di un territorio, perché oggi abbiamo 70.000 medici in meno nel nostro paese, non in regione ma in tutto il paese, significa che abbiamo una sanità che ha bisogno di personale, che deve rispondere a quello che succede, e purtroppo ai tanti infortuni noi abbiamo bisogno di avere tante persone che possono intervenire. Abbiamo bisogno di più ispettori sul lavoro che possano controllare le aziende. C'è poi un particolare aspetto che si vuole mettere in evidenza. Dà molto fastidio che ci si concentra sempre sulla produttività, sui profitti, sugli utili, ma non si riesce mai in qualche modo a comprendere che ad esempio la tecnologia, oltre a aumentare la produttività, potrebbe aiutare a ridurre gli infortuni e le morti sul lavoro e anche le malattie professionali. Perché non c'è questo tipo di attenzione? Perché l'attenzione di tutto il sistema in qualche modo è generare solo denaro, profitti, quando invece dobbiamo ritornare a portare le persone al centro, all'interno dei luoghi di lavoro, riconoscendo il lavoro che svolgono. Il sindacato non abbassa mai la guardia, la UIL non abbassa mai la guardia, e l'obiettivo è quello di creare la cultura della sicurezza, ma soprattutto la cultura della vita. Noi manifesteremo finché non riusciremo ad ottenere questo risultato. L'appuntamento sarà alle 9:30 in Piazzale La Malfa. Dal Veneto partiranno migliaia di persone perché sentiamo proprio la spinta dei nostri iscritti, delle nostre iscritte, ma dei lavoratori e lavoratrici in generale. Importante nomina in Confindustria Nazionale per Vincenzo Marinese. Una grande soddisfazione, un grande ringraziamento al nostro territorio che mi ha appoggiato, a tutti gli imprenditori, alla nostra capacità di fare impresa e adesso anche di rappresentare l'impresa. Non nasconde l'emozione Vincenzo Marinese nel giorno della designazione a vicepresidente della Confindustria nel nuovo corso di Emanuele Orsini, classe 1968, amministratore unico di un'azienda a Porto Marghera. Marinese è stato l'ultimo presidente di Confindustria Venezia Rovigo, poi fautore della fusione con Treviso e Padova che ha portato alla nascita di Confindustria Veneto Est. A Marinese è stata affidata la responsabilità dell'organizzazione e dei rapporti con i territori e le categorie transizione digitale, green, intelligenza artificiale, le nuove sfide del manifatturiero. Sono fronti aperti, sono fronti molto delicati, la parte ambientale e la transizione ambientale interessa a tutti, bisogna però avere degli obiettivi che tutti condividiamo e che sono raggiungibili, perché sennò poi al contrario facciamo dei passi falsi. Dobbiamo avere un piano industriale determinante nel nostro paese, dobbiamo riappropriarci della materia prima, perché non vorrei mai che con la transizione ambientale spendiamo tanti soldi, non raggiungiamo gli obiettivi e continuiamo a essere dipendenti da altri. Ma ci sono altre nomine di peso. Leopoldo Destro, attuale presidente di Confindustria Veneto Est, entra nel board che affiancherà Orsini. Sua la delega ai trasporti. Priorità generale una nuova programmazione industriale sia nazionale che europea. I competitor dagli USA alla Cina sono agguerriti. Se noi non abbiamo una strategia, difficilmente raggiungeremo quel livello industriale e quell'autonomia industriale che è necessaria, fondamentale. Cambiamo argomento, siamo entrati nel carcere femminile della Giudecca per vedere in anteprima il padiglione della Santa Sede.
Mentre Venezia è visitata da migliaia di persone in questi giorni di vernice in pompa magna della 60ª esposizione internazionale della Biennale d'Arte, tra sole e freddo improvviso si aprono le porte della casa di reclusione femminile in un angolo della Giudecca. Ecco con i miei occhi il padiglione Vaticano della Santa Sede presente a Venezia alla mostra, il primo padiglione d'arte al mondo allestito all'interno di un carcere, un'idea concretizzata dal prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione della Santa Sede, Cardinale José Tolentino, nata da un'idea di Papa Francesco, che oggi vede così i suoi primi frutti, le emozioni di una detenuta formata a fare da guida ai visitatori, che sintetizza i pensieri di tutti. La Biennale ci ha dato la possibilità di essere per la prima volta dei protagonisti, non più spettatori accecati dalla sconfitta e sensi di colpa, spettatori che guardano la loro vita passare, il loro tempo disintegrarsi, le loro abitudini spezzate, perdere l'indipendenza e acquisire le regole, doveri e perdere diritti, cuori infranti in un pozzo scavato dalle lacrime amare, che segnano e levigano i nostri visi lacerati da questo tempo senza tempo, da questa fine infinita. Non c'è presente, perché tutto ciò che ti resta è vivere nel passato, di ricordi, e sforzarti ad immaginare un futuro, anche se alle volte sembra impossibile. Sentirsi incastrati in una realtà che non è la nostra. È un viaggio nelle emozioni, insomma, allestito dai curatori Chiara Parisi e Bruno Racine. Domenica 28 aprile verrà visitato da Papa Francesco. Da dopodomani, invece, l'apertura al pubblico a piccoli gruppi di 25 persone, solo su prenotazione online, ma aperta alla visita di tutti. Il progetto del padiglione della Santa Sede all'interno della casa di detenzione della Giudecca, casa di detenzione femminile, è sicuramente un'esperienza rivoluzionaria e profondamente artistica, in cui questi poli di attrazione che rappresentano veramente la creatività si sono uniti in questi diversi ponti tra chi è dentro e chi è fuori. Quindi si è creato questa specie di unisono attraverso la libertà della creazione. E proprio grazie alla Biennale Venezia segna un tutto esaurito. Venezia, capitale mondiale del turismo culturale, in questi giorni in città arrivano migliaia di visitatori e turisti da tutto il mondo. Camere sold out negli hotel sono gli effetti della Biennale, ancora una volta traino e volano per l'economia della città. L'entusiasmo per questi numeri record del direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori Claudio Scarpa. Una stagione d'oro per gli alberghi veneziani, ma per tutta la città. La Biennale segna l'inizio dei grandi eventi, segna la stagione del tutto esaurito. Nei grandi eventi andremo vicini al tutto esaurito e sicuramente nei weekend e fino a ottobre avremo tassi di occupazione altissimi. E quindi le speranze del 2023 si stanno concretizzando nel 2024. Ma è anche una Biennale che porta veramente tantissimo turismo culturale alla nostra città. Per una volta all'anno noi diventiamo una grande capitale del mondo, la grande capitale della cultura mondiale. Per la città inizia un momento al top con tanti appuntamenti da non perdere. Che a breve ci saranno anche il Salone Nautico, il Salone dell'Artigianato, le grandi feste del Redentore e della regata storica, tutti eventi che fino a ottobre creeranno flussi importanti, ma anche flussi qualificati di chi la città la ama, la capisce. Un turismo qualificato e meno impattante rispetto a quello di massa. Che tutta la città vive del turismo che pernota negli alberghi, quindi bene. Le paure di fine 2023, in cui pensavamo che il 2024 non sarebbe stato un anno positivo perché c'è la guerra, perché l'inflazione, per mille altre cose, si stanno andando via, stanno scomparendo e lasciano il posto a un ottimismo importante. Al via a Caorle il G20 spiagge, vediamo il servizio di Alessio Conforti. La richiesta dello status di città balneare al governo, il cui iter è più che mai avanzato, la stagione balneare alle porte e lo sviluppo di un comparto che continua a rappresentare una delle eccellenze indiscutibili del Made in Italy. Al via a Caorle il G20S, settima edizione del Summit delle Comunità di Mare, un tavolo che riunisce le più importanti spiagge italiane.
Presenti, oltre alla località che ospita, anche Grado, Lignano Sabbiadoro, Bibione Jesolo, Cavallino Treporti, Chioggia e Rosolina. Fino a domani saranno giorni di confronto su vari temi che riguardano tutto il settore, a cominciare da ambiente e sostenibilità, con il progetto Sentinelle del Mare, ma anche il lavoro stagionale, con la difficoltà di reperire risorse storiche come bagnini, camerieri, cuochi e addetti alle pulizie. Abbiamo bisogno, per una situazione speciale come la nostra, di avere regole speciali, quindi un inquadramento giuridico che deve valorizzare al massimo questa nostra tipicità per darci gli strumenti per far star bene prima di tutto i nostri residenti e poi anche gli ospiti. Ciò che sta davvero a cuore al mondo delle spiagge è il riconoscimento dello status di città balneare, con maggiori risorse da destinare a territori che da piccole località si trasformano in realtà con milioni di presenze estive. Ci permetterebbe di avere flessibilità tenuto conto che noi in questo momento riusciamo a fare con le nostre forze, ma non lo sappiamo per il futuro, per cui se il turismo è considerato un bene comune, un bene di tutti, naturalmente va preservato. Torna la seconda edizione del concorso Canoro Targa 48. Al via la seconda edizione di Targa 48, concorso patrocinato dal Comune di Venezia e dedicato alla canzone d'autore, aperto fino al prossimo 24 aprile a tutti gli artisti del Veneto nel ricordo del veneziano Lucio 48, cantautore e compositore, noto per essere l'autore del testo Con te partirò, interpretata da Andrea Bocelli. Concorso con anche un premio speciale dedicato al maestrino Piercarlo D'Amato, anche lui scomparso lo scorso anno. Amici ricordati da un altro veneziano, Francesco Sartori, è lui che ha composto la musica di Con te partirò, brano che con Bocelli e figlio ha letteralmente spopolato all'ultima edizione degli Oscar. Siamo riusciti a realizzare soltanto 4 album, 3 in vita e 1 postumo, però poi c'è stato altro con Lucio, sono i successi di Bocelli, ma questa è un'altra storia. I successi di Bocelli anche con Lucio 48 e con te Francesco Sartori che avete spopolato nella notte degli Oscar. Sì, è stata una bellissima sorpresa, mi ha chiamato Caterina Caselli, hai visto? È stato molto bello, devo dire. Tornando al premio Targa 48, in giuria anche il giornalista veneziano Michele Bugliari. Ricordiamo a tutti gli artisti che possono mandare le loro canzoni sino al 24 di aprile e poi quelli che verranno scelti, gli 8 che saranno scelti, faranno la finale al Toniolo. Durante la finale canteranno la propria canzone e una canzone a loro scelta di Lucio 48, quindi sarà una serata molto ricca e molto interessante. Questa è l'ultima notizia per oggi, ora io vi lascio al meteo, grazie per essere stati con noi, una buona serata, arrivederci. Per la tua casa vuoi sicurezza e comfort? Nel nostro showroom trovi serramenti efficienti e consulenza specializzata. Ti aspettiamo in via 13 Martiri 106 a San Donà di Piave. Bentrovati al meteo. Il tempo migliora sul nostro territorio grazie alla temporanea rimonta dell'alta pressione. Il dettaglio di venerdì 19 aprile. Sul Veneto tanto sole ovunque, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, qualche addensamento qua e là, ma senza precipitazioni associate. Temperature senza notevoli variazioni, minime tra 3 e 8 gradi, massime sui 13-17 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà asciutto e stabile con ampio soleggiamento, come ci mostra la grafica. Poche nubi sparse. Temperature minime sui 5-7 gradi, massime intorno ai 14-16 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà anche in questo caso soleggiato, con temporanei annuvolamenti. Temperature minime sui 3-6 gradi, massime comprese tra 15 e 16 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Per la tua casa vuoi sicurezza e comfort? Nel nostro showroom trovi serramenti efficienti e consulenza specializzata. Ti aspettiamo in via 13 Martiri 106 a San Donà di Piave.